Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo. Eccoci all'anticipo del fine settimana. Si gioca il sabato, è ormai la seconda volta che la formazione di casa sceglie di anticipare la partita, e allora ben venga, perché c'è un po' di gente qui al D'Agostin di Pieve di Soligo e ci sono tanti addetti ai lavori sugli spalti. Poi magari li vedremo e li racconteremo insieme. Sta per partire la gara, squadre in mezzo al campo, vediamo le formazioni. Allora San Donà con Bonato, Zanetti, Pettinà, Faloppa, Parpinel, Dalla Vedova, Pulzetti, Stefani, Di Giuseppe, Bradaschia, Fantinato. In panchina con il signor Gianfranco Fonti troviamo Keber, Marchiori, Fiore, Ibrahimi, Battilana, Urruti, Piovesan, Bullo e Crivaro. Eclisse Careni Pievigina risponde con Della Colletta, Segat, Moretti, Damuzzo, Allegretti, Brustolon, Cibin, Guerra, Ianco, Scarabel e De Zotti. In panchina con Stefano Della Bella troviamo Peterle, Francescon, Fedato, De Zotti, De Faveri, Crieziu, Riva, Chiesurin. Manca Dell'Andrea, squalificato, ed è una perdita importante. È lotta prima, o meglio zona alta della classifica, dove il San Donà è collocato, essendo al secondo posto in classifica, a 2 punti dalla capolista Porto Mansuè, il cui allenatore Stefano Andretta è qui al Comunale D'Agostin a visionare le due squadre e a visionare soprattutto anche la formazione di casa, perché mercoledì ci giocherà contro nel turno di Coppa. E allora tra poco si va. Vi dicevo 15 punti il Porto Mansuè, 13 Porto Gruaro e San Donà. Sono queste due le squadre che all'inizio erano state date come le possibili ammazzacampionato. Per il momento non l'hanno fatto, per il momento si trova davanti a tutti il Porto Mansuè, che ha un Gnago in piena forma, 7 gol per lui, ha segnato in ogni partita, insomma un buon inizio di campionato per lui e per il Porto Mansuè di Stefano Andretta. Inizia la gara qui al Comunale D'Agostin e la prima palla è naturalmente per la formazione di San Donà di Piave, che è in completa maglia azzurra con strisce bianche sia sulla parte davanti sia sulla parte dietro della maglietta, calzoncini e calzettoni celesti, mentre per quanto riguarda la compagine di casa risponde con una tenuta completamente blu quest'oggi. Colpo di testa di Scarabelle che ferma il gioco, Guerra la dà indietro per Moretti, che guarda dalle parti del proprio portiere, vede che invece Scarabel si fa vedere molto bene l'uscita della formazione di casa con questa triangolazione. Ancora Moretti e ancora Cibin che viene a prendersi la palla per Guerra che la manovra su Scarabel indietro ancora per Moretti, chiuso. Si comincia già a vedere naturalmente come si stanno muovendo le due formazioni speculari per il momento, con un 4-4-2 che porta davanti. Ecco la ripartenza della formazione ospite, con il capitano Pulzetti che manovra ancora per vie orizzontali, va su Pettinà che la tiene lì la palla, dovrà tornare indietro dalle parti di Dalla Vedova classe 98, fa girare ancora palla, verticalizza bene per Bradaschia ex giocatore di Serie C, tra l'altro con grandi trascorsi. Quest'anno ha rifiutato panchine, cioè squadre attenzione a questo andare della formazione di casa. Bene Ianco che entra, si è allungata troppo, ma c'è il primo calcio d'angolo guadagnato dalla formazione di casa. Vi dicevo, Bradaschia che ha rinunciato a formazioni anche di più alto spessore, ha scelto di giocare e di ripartire, diciamo così, ancora una volta dalla eccellenza, in questo caso un campionato che sicuramente per le qualità del giocatore sta molto stretto. Scarabel dalla bandierina, è il primo calcio d'angolo per la formazione di casa. Scarabella, la battuta è sempre lui, una buona palla che va a scavalcare dalla parte opposta e c'è Pettinà che la mette fuori ancora per il secondo calcio d'angolo che si porta e che prende e che guadagna la formazione di Pieve di Soligo. Va dalla parte opposta, se Scarabella aveva tirato dalla fascia sinistra, adesso ci va
De Zotti sulla fascia destra del campo per cercare ancora di mettere dentro un pallone insidioso, palla da fermo ancora, aspetta per la battuta che arriva puntuale, si alza un colpo di testa di Moretti, troppo facile, troppo lungo anche per quanto riguarda Cibin, che non riesce a scaraventarsi sul pallone, e allora può ripartire con molta calma e molta tranquillità Zanetti, che dà indietro ancora per Parpinel in linea orizzontale per Faloppa che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, poi proverà con un mezzo pallonetto a scaraventarla in avanti, blocca tutto, per il momento messa bene la formazione di Stefano Della Bella, che si gira bene con Scarabel per il centrale Allegretti, e allora si va da Moretti per la parte sinistra del campo, attenzione, stava per inciampare da solo Cibin, palla ancora in avanti di Moretti, ma il colpo di testa è di Dalla Vedova che mette in fallo laterale. Moretti con le mani, si fa vedere Scarabel ma sceglie Janko che la tiene giù, poi cerca di andarsene, bene Janko, indietro per Moretti ancora che non ha spazio, si getta su di lui Bradaschia quasi atterrandolo, così non è, prova a girare con Segat che mette giù la palla con qualche rischio per Allegretti che la verticalizza, la butta via lontana, un colpo, attenzione, c'è un colpo alla testa sulla fronte per Janko, una manata, penso, ecco, fa segno con il gomito, ma penso una manata involontaria del giocatore, anzi si riprende con una punizione per la compagine ospite che fa notare che il pallone è sgonfio. E allora pallone sgonfio, c'è da cambiarlo, vediamo. Scarabel non so se sia d'accordo o cosa, sì, ne arriva un altro di pallone e lo posizionano adesso sulla zolla che è indicata per la battuta di questa punizione. Anche gli ultras, una trentina da San Donà di Piave per sostenere la squadra. Buono il colpo di testa di Di Giuseppe, che però non facilita l'arrivo né di Bradaschia né di Fantinato in mezzo all'area, e quindi rinvio lungo, attenzione perché si sono fermati tutti, arriva da Tergo, arriva Cibin che stava per prendere questa palla, avevano alzato il braccio i due centrali del San Donà di Piave, però poi non si erano accorti che dietro a tutti stava arrivando Cibin. In avanti Scarabel, bene, è stato fortunato in questo caso, buono la verticalizzazione di Scarabel per Janko che dice al suo compagno di squadra che voleva la palla sulla parte destra del corpo, invece Scarabella ha verticalizzato al centro, più sulla sinistra, nulla da fare, allora prova a venire fuori dal guscio anche la formazione di San Donà di Piave, tiene palla a terra, ci rigioca ancora, va indietro sempre con Faloppa, c'è Janko a terra, sul ginocchio, o ha messo male il ginocchio, sì, aia, dal dolore non vorremmo azzardare, però ha messo male il ginocchio, spero non una distorsione, soltanto una botta, speriamo, sì, fortunatamente per lui solo botta, sì, va bene, perché aveva fatto temere il peggio, insomma, visto che si era accasciato da solo, aveva fatto tutto da solo e stava dicendo che faceva male, e ci credo, insomma. Ne approfitta anche Cibin per levarsi la sottomaglia e fa caldo evidentemente, quindi via la sottomaglia, gioca soltanto con la maglietta numero 7. Può ripartire il San Donà, lo fa con Parpinel, alza la testa, viene su Zanetti, attaccato subito da Cibin, attenzione a Cibin che va in pressing alto, fallo dice l'arbitro. Può giocare subito con Bradaschia che in mezzo al campo va a servire Di Giacomo, si gira bene, Bradaschia, altrettanto bello l'1-2 tra i due giocatori, Bradaschia che si impegna sulla fascia destra del campo, lo segue Moretti, bello il colpo di testa di Giacomo, di Giuseppe, scusatemi. È una bella azione questa che ha fatto vedere subito le capacità di questa squadra di ripartenza. 7° minuto di gioco, subito il primo colpo di testa e il primo urlo
strozzato in gola da parte del Sandonà di Piave su questo colpo di testa di Stefano su cross di Bradaschia, molto bello, e la deviazione in angolo per la compagine ospite, che ha battuto così già il suo primo calcio d'angolo. Pericolo scampato per la formazione di casa con Moretti. Ha dato subito un sussulto il Sandonà, ha fatto capire che bisogna stare attenti soprattutto sulle fasce laterali, e adesso Damuzzo che ritorna in campo e può prendersi la sua posizione in campo. Moretti che rischia da indietro per Segat subito per Della Colletta, mamma mia, una sventagliata in avanti. Cibin allontanato in malo modo da Zanetti, troppo visibile, l'arbitro era a 3 metri dal fatto e allora ferma tutto. È una palla che ritorna indietro adesso con Moretti che chiede lumi al suo tecnico, palla che deve essere fatta arretrare, e allora Scarabel, palla in mano, Scarabel per Guerra che va indietro ancora su Brustolon, che la sventaglia in avanti cercando Cibin, anticipato dal suo diretto avversario. Ancora un anticipo, questa volta ai danni di Janko, palla che non arriva a Cibin, si impegna Bradaschia per ripartire. Attenzione alla ripartenza con Di Giuseppe che viene in avanti, Di Giuseppe che la mette lunga dalla parte opposta. Attenzione con Fantinato che provava a macinare ancora sulla fascia destra del campo in questo caso, però avete visto come l'azione parte sempre da una spizzata o da un lancio in verticale di Giuseppe, che fa da sponda. È un po' quello che dovrebbe fare, e Della Bella ha chiesto più volte a Janko da una parte e dall'altra. Attenzione, pericolo anche per la formazione ospite. Scarabel, sempre lui in mezzo al campo, Scarabel che mette giù questa palla per il colpo di testa all'indietro di De Zotti, che però non riesce ad inquadrare la palla e ad inquadrare la porta. Si arrabbia anche con Scarabel, anche lui voleva la palla in un'altra posizione del corpo, e quindi è andata così anche questa azione, la seconda pericolosa da parte della compagine di casa. Gioca Zanetti che viene fuori con l'aiuto di Bradaschia, che poi verticalizza ancora su Di Giuseppe, colpo di testa anticipato, va indietro per Fantinato per Dalla Vedova spinge e chiede l'aiuto di Zanetti, in avanti Zanetti, arriva Scarabella a fermare tutto, poi Bradaschia che prende palla, non ha nessuno intorno a sé, perde la palla in un primo frangente, poi Damuzzo ci mette la gamba e la palla termina in fallo laterale. Bradaschia con le mani la cederà, in effetti è così, a Zanetti, Giacomo Zanetti, classe 98 per la compagine di Fonti. Moretti per Scarabel che guarda, non trova nessuno a cui appoggiare la palla, a Guerra vicino ma è costretto a tornarsene indietro, poi subisce anche un brutto fallo, un brutto pestone da Di Giuseppe, rimane a terra Guerra, invitato ad alzarsi, ancora manovra questa palla, forse c'è il fallo, sì, la pensa così l'arbitro, e Cibin. È un po' di nervosismo perché la palla la devi giocare da fermo, voleva velocizzare il tutto Cibin, non gliel'hanno lasciato fare, e allora Moretti che parte ancora sulla fascia sinistra del campo, vuole palla Janko, ma Moretti lo vede adesso e sbaglia. Niente da fare con Brustolon che agisce bene, Brustolon ancora a prendersi la palla, Moretti che è già ritornato in posizione, vediamo se va indietro da Allegretti, sventagliata in avanti, chiama palla, pensiamo, anche se non l'abbiamo sentito, ma Bonato chiama palla sul tentativo di rinvio di Parpinel, che poi la lascia andare tra le braccia del portiere. Di Giuseppe guarda l'uomo saltato ma viene bloccato, Scarabella è ovunque, Scarabella è iniziato molto bene, bella questa palla, viene dentro, ma c'è il fallo fischiato dall'arbitro, e qui ci sono le polemiche
del pubblico che non sono nemmeno tanto sbagliate, perché palla bellissima di Scarabel che aveva pescato Cibin, ma l'arbitro inspiegabilmente blocca l'azione e dà una punizione alla formazione di casa. Però i giocatori si sono arrabbiati parecchio. E in effetti non avevano tutti i torti, perché palla sola per Cibin che davanti al portiere viene fermato dal fischio dell'arbitro per un fallo che viene concesso. Punizione per la formazione di casa. C'è Janko, c'è Scarabel poco più dietro, parte Janko, la mette dentro, ma non si capisce cosa voleva fare con questa palla, se è stato un tentativo di andare a pescare qualcuno in mezzo all'area oppure aveva cercato l'angolino basso, però era troppo facile e in effetti è finita così. Di Giuseppe che in mezzo al campo è sempre lui, prende palla, poi cerca di far viaggiare Fantinato che va per le terre, può ripartire la formazione di casa ancora con De Zotti la deve dare, scivola, vuole il fallo ma non c'è niente questa volta l'arbitro. Si fa male De Zotti che non respirava, da quello che risulta. Ha preso una botta al costato, pensiamo, è andato per le terre. Si sono accorti subito che c'era qualcosa che non andava, sia quelli del Sandonà sia i propri compagni di squadra. Farà discutere questo stop al 12°, farà sicuramente discutere, perché è un po' inspiegabile. O l'arbitro non aveva visto che la palla era arrivata al giocatore della formazione di casa, perché magari stava osservando quello che sarebbe successo di lì a poco, cioè l'atterramento del giocatore Scarabel, oppure non lo sappiamo. E comunque Atanasov della sezione di Este ha bloccato il giocatore che era già davanti al portiere, del Sandonà. Spero non sia niente di grave. Tarda a rialzarsi in piedi De Zotti, che adesso lo fa, viene scortato dal dottore e dal massaggiatore dell'Eclisse. Ha preso un colpo al costato, sì, sta mimando adesso quello che è successo, probabilmente una spallata piuttosto violenta. Lì il pericolo è che potrebbe incrinarsi una costola, insomma, no? Quindi bisogna stare molto attenti. Comunque sembra che possa riprendere a giocare, palla che Janko ridà al portiere Bonato del Sandonà di Piave, che per il momento è stato inoperoso quasi per quanto riguarda questi 16 minuti di gioco fin qui giocati nel primo tempo qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, dove il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0. Ha rischiato di schiodarlo, per così dire, usiamo questo termine ancora, il Sandonà, con un colpo di testa molto molto bello di Giuseppe su cross interessante. Attenzione ancora di Giuseppe che sta provocando qualche problemino ad Arrighetti. Brutta questa palla, attenzione, vanno a reclamare un pochino, ma senza tanta enfasi, quelli del Sandonà di Piave. Palla in effetti toccata dal piede del difensore di casa. Può entrare De Zotti, eccolo che rientra. Tornano 11 contro 11 le due formazioni, quindi rimesso in piedi senza grossi problemi De Zotti. Vediamo, c'è il rinvio adesso del portiere di casa della Coletta che va a cercare Janko ancora una volta. Il colpo di testa bloccato da un tentativo di Zanetti ancora di non permetterglielo. Janko che comincia il suo duello personale di chiacchiere con l'arbitro. Ha chiesto qualche cosa ancora Janko, colpo di testa indietro, spizzata all'indietro, ci riprova. Janko commette fallo da Tergo, chiede scusa, si può riprendere, l'arbitro ne approfitta subito per richiamare Janko.
e raccomandargli naturalmente di stare calmo e tranquillo. Dalla parte opposta va a far viaggiare Pettinà, bloccata ancora in tentativo di spingere in avanti del Sandonà, ci riprova con Pulsetti che cercava Bradaschia dalla parte opposta, non lo trova e allora riparte ancora Moretti che spinge in avanti con l'aiuto di Cibin che adesso converge 1 contro 1. Cibin va a trovarsi il fallo ingenuo di Giacomo Zanetti, classe 1998, che prima di entrare si è ammonito anche, e allora Zanetti ammonito il giocatore del Sandonà di Piave, ingenuo sia nella marcatura sia nella posizione del corpo e sia su questo fallo, insomma, che poteva con l'ausilio del corpo messo bene, insomma, avrebbe potuto evitarlo tranquillamente. Ne ha approfittato l'Eclisse con la spinta in avanti adesso di Scarabel e di Moretti, i due sul pallone, vediamo chi la mette dentro, probabilmente ancora una volta Scarabel, che guarda verso la panchina, attende istruzioni. Vediamo Scarabel, si posizionano in mezzo all'area anche De Zotti, parte Moretti, poi Scarabel, la palla è bassa, in qualche maniera arriva verso Damuzzo che però la tocca con la mano e allora si riprenderà a giocare con una punizione già battuta tra l'altro dentro l'area dal giocatore del Sandonà di Piave, Pulsetti, il capitano, che viene a spingere ancora i suoi in avanti. Una occasione nitida da gol per quanto riguarda il Sandonà, che ripeto è una delle formazioni candidate, almeno così si dice sulla carta, alla vittoria finale. Al momento è al secondo posto in classifica a pari punti con il Portogruaro, altra candidata alla vittoria finale di questo campionato, ma davanti a tutti, mentre assistiamo a questo slalom di Pulsetti che va per le terre, anzi non era Pulsetti ma era, vediamo il giocatore, vediamo il numero perché Pulsetti è lì pronto alla battuta di questo pallone, era il numero 6, era Dalla Vedova che aveva cercato di andare. Ne approfitta Fonti per dare istruzioni al suo numero 5, ad Alberto Parpinel, classe 98, per le ultime direttive. Adesso anche il direttore sportivo va a dire la sua. Punizione per il Sandonà, attenzione alla pericolosità dai calci da fermo. Punizione per la compagine ospite che va alla battuta con Stefani, forse. Stefani e Pulsetti da una parte. Vediamo chi dei due. Parte Pulsetti. Mamma mia! Punizione che passa di un nulla al 20° minuto di gioco. Punizione che si sarebbe infilata all'angolo destro della Colletta, ed è un tiro che sibila alto di pochissimo. Bella occasione questa ancora una volta per quanto riguarda la compagine ospite, che prova a spostarsi e a portarsi un pochino più avanti. Ragiona Zanetti, lo fa con l'aiuto di Bonato che è un classe 2001. I due portieri sono 2001. Mi ricordo che anche negli anni passati la tradizione del Sandonà di Piave è sempre stata quella di avere portieri molto giovani, 2001 e un 2001 sia in panchina che in campo. In questo momento in avanti ancora Fantinato, 1-2 Fantinato, bravo, il tiro è un tiro che sibila. Fantinato al 21° minuto di gioco, tiro che esce di poco anche in questo caso, devono stare attenti. Parlavamo dei portieri, 2001 per il Sandonà di Piave, della Colletta invece del Careni è un 2000 e un 2001 invece Michele Peterle, portiere di riserva in questo caso della compagine di casa. Eccolo il rinvio di Bonato che va direttamente in fallo laterale, la spinge fuori questa palla allontanando il pericolo dalla propria area. Segat con le mani, ancora una palla gettata fuori in fallo laterale da Pettinà.
e con le mani allora si va avanti quasi a mo' di rugby. Scarabel, Segat indietro, Segat per Guerra che si fa vedere un pochino di più in questa partita rispetto alle altre gare fin qui sostenute. Damuzzo che la mette dentro bene per Cibin, deve girarsi ma ha troppa difficoltà e allora sceglie di andare da Scarabel. Lui il tiro ce l'ha, ma chiederglielo dai 30 metri quasi, insomma, risulta un po' difficile, un po' improbabile trovare, tra l'altro con poca coordinazione, con l'assillo di avere il giocatore del San Donà che stava arrivando a marcare. Va per terra Di Giuseppe intanto, attenzione, va per terra Di Giuseppe, anche per lui vediamo se è un problema muscolare. Sì, è un problema muscolare. E quindi sì, si tiene l'inguine, esce Di Giuseppe ed è una grossa perdita questa per il San Donà di Piave, signori. Esce Di Giuseppe al 23esimo minuto del primo tempo, entra il numero 20 che è Crivaro. Peccato, perché si era visto subito messo bene. Adesso ha spiegato a Bradaschia cos'è successo. Linguine, perché sta tenendosi proprio quella parte del corpo, e ha spiegato a Bradaschia che nel tentativo di raggiungere palla si è girato un po' troppo violentemente e ha sentito tirare. Si è fermato, stirato, chiede fonti. Bisognerà vedere quello che sarà successo ed è successo al giocatore. Peccato, perché perdiamo un protagonista e Crivaro va a sostituirlo, non cambia nulla, si mette nella stessa posizione di Di Giuseppe. Certo è che Di Giuseppe aveva cominciato alla grande e molto bene, facendo viaggiare i suoi sia in fase di risoluzione sia in fase di appoggi molto, molto ben fatti durante il corso di questi 23 minuti di gioco giocati fino ad ora. Vanno a terra Fantinato e Scarabel, la palla è di Fantinato che si alza prima, poi bravo Bradaschia che gira tutto dalla parte opposta, c'è la mano di Segat, l'arbitro per sfortuna di Segat è lì davanti a lui, lo ha visto con il gomito toccare il pallone e allora nulla da fare. Per quanto riguarda il San Donà, che ci prova ancora, sposta in avanti, vediamo 4 uomini in area, poi il tocco è corto ancora su Pulsetti che prova a far viaggiare dalla parte sinistra del campo, cerca di venire dentro, c'è il fallo di 2 uomini preso a sandwich tra Damuzzo e Segat, palla che va da una parte, uomo che va per terra, l'arbitro è lì troppo vicino anche in questo caso, troppo vicino, meno male, vicino per il San Donà di Piave che sta legittimando da alcuni momenti, da alcuni minuti il suo predominio. È uno 0-0 comunque che il San Donà ha provato a scollare dal risultato, dal tabellino al momento, non c'è riuscito. Pulsetti ancora sulla palla, il capitano del San Donà. Sarà lui ad andare al tiro ancora, barriera nutrita, voluto da Della Colletta, vediamo se sceglie di andare al tiro ancora. Sibila alto sopra la traversa, questa volta abbondantemente, non come il tiro in precedenza. E allora si riprende a giocare con il sostegno sempre degli Ultras che sono arrivati qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, Ultras che stanno sostenendo dall'inizio della gara i loro beniamini. Saranno una trentina, sono occorsi qui a Pieve di Soligo. In avanti ancora Ianco, indietro per Moretti. Non trova spazi, Moretti è costretto ad andare a chiudere e a chiudersi dietro. Impegna Della Colletta per passare palla su Allegretti che sventaglia in avanti, buona la spizzata questa volta di Ianco che però non trova Cibin pronto. Scarabel, sempre lui, verticalizza per Ianco che faceva bene a tenersela questa palla un attimino, adesso deve tenere, provare a giocarla, bene così. Guerra che va dentro, attenzione perché
c'era la bandierina già alzata perché entrambi, quindi fuori gioco per quanto riguarda Cibin, però entrambi si erano strattonati. L'ultimo strattone forte era stato di un giocatore del San Donà, in avanti tutta ancora, e adesso c'è la punizione. Adesso c'è la punizione con consecutiva ammonizione, con conseguente ammonizione per il giocatore del San Donà, che ha atterrato con un blocco tipo basket Damuzzo, che stava entrando in area di rigore. Il numero 4 Faloppa, che viene ammonito dall'arbitro, il signor Atanasov della sezione di Este, che tiene in mano la gara nonostante si sia innervosita in alcuni frangenti. Contati 9 e 15 canonici, barriera posizionata. E attenzione, perché la mattonella è quella giusta per Scarabel. Scarabel, poi c'è De Zotti, ma pensiamo vada al tiro Scarabel. È la sua mattonella, è la sua posizione. Attenzione, barriera folta, 5 uomini in barriera. Scarabel, è lui il tiro che impegna il portiere Bonato in doppia presa. Scarabel si fa vedere da punizione con parata a terra in 2 colpi, in 2 tentativi del portiere Bonato. Andiamo a scoprire anche il minuto in cui è accaduta questa punizione. Siamo quasi al 30esimo, 29esimo minuto di gioco, con Fonti perennemente in piedi davanti alla propria panchina, seduto parzialmente inginocchiato. Pare che lui ami questa posizione invece Stefano Della Bella. Fantinato, 2 contro 1, alla meglio Moretti. Il tocco infatti di Moretti batte ancora su Fantinato, e la rimessa in gioco con le mani al 29esimo minuto e 36 secondi di gioco qui al D'Agostin, di Moretti, che la va lunga a dare o a cercare Ianco, che viene anticipato invece dal difensore del San Donà. Adesso c'è un brutto fallo di Fantinato da Tergo. Questa volta l'arbitro ha visto bene. Scarabel se ne va via. Palla che viene data con molta calma, molta tranquillità ai giocatori di casa. Situazione quella dell'Eclisse che non è bella sotto il profilo dei punti e della classifica. Ultima della classe insieme al Montello con 2 punti soltanto. San Donà invece ha 13 punti, seconda di questo girone per quanto riguarda l'eccellenza. È un bel pallone che viene a finire in tribuna con le mani Moretti per Cibin, cerca di muoversi Cibin, ancora per Moretti, che allora decide di andarsene da solo, prova al traversone, sbatte contro il giocatore, il difensore del San Donà, che mette palla in fallo laterale, poi ripresa ancora con le mani da parte di Zanetti per il lancio lungo. Viene Fantinato a prendersela a colpo di testa. Bradaschi al volo, che cercava di far viaggiare dalla parte opposta il neo entrato Crivaro. Niente da fare, anzi era Stefani che dà il pollice alto a capire che l'intenzione c'era, poi la palla non è arrivata. Pulsetti in mezzo al campo per Bradaschia che fa viaggiare ancora Zanetti, che è costretto a tornare indietro. Bradaschia attaccato da Ianco, c'è un fallo di Ianco sul numero 2 Zanetti, che va per le terre. Zanetti indietro ancora per Parpinel per Faloppa, e allora siamo dalla parte opposta con Pettinà che sventaglia in avanti per il neoentrato Crivaro, che fa spallate con il suo diretto avversario. In questo caso era uscito Brustolon. Niente da fare per il San Donà, che non riesce ad aprire la partita, ad aprire la retroguardia della formazione di casa, che ci ha provato e ci prova naturalmente a
portarsi dalle parti del portiere Bonato per creare qualche problemino. In avanti ancora il Sandonà, Fantinato, attenzione, passa in mezzo a due, Fantinato, c'è Bradaschia qui sulla zona destra del campo, Bradaschia 1 contro 1, bello l'invito per il numero 2 Zanetti, che ha messo dentro questa palla, poi in qualche maniera si salva la difesa della formazione di casa con il rinvio a pugni della Colletta, e c'è il calcio d'angolo ed è il secondo calcio d'angolo per il Sandonà di Piave. 2-2 il conto dei calcio d'angoli tra le due formazioni. Prende palla Zanetti che la scodella, la mette in mezzo, un colpo di testa di Segat, poi la spinta in uscita di Crivaro. L'arbitro non la giudica fallosa, per me c'era il fallo bello e buono perché Damuzzo era in fase di rinvio, è stato spinto da Tergo, va a riprendersi la palla e va a sistemare un po' i conti Damuzzo su Crivaro, chiede scusa, l'arbitro lo ammonisce solo verbalmente. Damuzzo è reduce da 3 giornate di squalifica prese e scontate la scorsa settimana, e quindi finite di scontare la scorsa settimana, quindi bisogna stare tranquilli perché sono troppe le ammonizioni prese dai giocatori della compagine di Stefano Della Bella, che si è lamentato in settimana sulla stampa proprio del fatto che ci sono stati troppi cartellini gialli, e quindi questa cosa ha un po' danneggiato l'assetto di squadra e la volontà poi di far risultato. Pulsetti, il capitano, pronto alla battuta. Pulsetti la mette dentro, molto buona, ma c'è l'altrettanto buon colpo di testa da parte di Guerra. L'arbitro però aveva fermato tutto perché aveva visto uno scontro tra Allegretti e Crivaro, con i due che erano andati a terra, e quindi si riprende con dar la punizione alla difesa, in questo caso questa volta, e allora si gioca ancora. Parpinella mette lunga, Crivaro che arriva con un braccio quasi, Bradaschia che fa giocare bene da una parte e dall'altra i suoi. Spinge ancora il Sandonà, la butta dentro, il tentativo di colpo di testa di girata di Crivaro non riesce, spinge però in pressing alto ancora la formazione ospite con Bradaschia sulla fascia destra del campo, la mette dentro, Fantinato ci prova, stilisticamente bella, poi la palla non l'ha presa benissimo. (0-0) il risultato qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Passata la mezz'ora, entriamo nell'ultimo quarto d'ora. Siamo nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, esattamente 35 minuti, quindi da giocare. Attenzione, questa palla lasciata deve arrivare proprio fino al limite della Colletta per farla propria, ed è pronto al rinvio con le mani. Rinvio lungo, cerca il colpo di testa Ianco che non trova la palla, e c'è il fallo di Cibin sul giocatore numero 2 Zanetti. 36 di gioco, 9 al termine. Ci sarà qualche cosina da recuperare perché ci sono stati un paio di infortuni, quindi un minutino forse ci scapperà. E nuovamente si fanno sentire gli ultras del Sandonà di Piave che provano a spingere con il loro urla la squadra, che ci ha tentato in più di un'occasione, un paio perlomeno, di schiodare il risultato dallo 0-0. Abbiamo sentito pochi istanti fa anche un invito a squarciagola mandato dal tecnico Fonti ai suoi giocatori. Crivaro prende palla, buono l'azione, ma blocca altrettanto bene con il corpo Segat, il suo avversario, indietro, e la palla è controllata ancora dai difensori del Sandonà. Bradaschia che provava a trovare
Fantinato non c'è riuscito, si andava verso Fantinato, anzi era Crivaro, palla che non è arrivata. Bradaschia con le mani, non arriva a sostegno Zanetti solito, e allora Bradaschia che si incarica, un palla di ritorno, Bradaschia il tunnel, indietro tutto, pallone che va fuori, lo rimetterà in gioco perché c'è un colpo e una deviazione da parte di un giocatore dell'Eclisse, e allora Zanetti va in mezzo per Faloppa che alza la testa, c'ha l'uomo libero sulla fascia sinistra del campo, preferisce tornare indietro, va su Bonato per Parpinel, alza la testa e la palla dove doveva finire prima più o meno, aveva anche sbagliato, poi la palla è ritornata al giocatore che era riuscito a riconquistare la munizione per il numero 11, mi pare, per De Zotti. Munizione per De Zotti e ancora una punizione da una zona che insomma sarebbe meglio presidiare in altro modo, in altra maniera. Pulsetti che invita a salire anche Faloppa, ad andare in mezzo all'area. Crivaro è pronto, Crivaro, Faloppa, Stefani, Bradaschia, Fantinato, ci sono tutti. Pulsetti, vediamo se tenta ancora, perché si è allontanato di qualche metro, però la punizione di prima no, la mette dentro, la lasciano scorrere tutti e due, pensava che Moretti l'avesse toccata il giocatore Faloppa, invece così non è stato. Palla in avanti adesso che verrà rigettata dal portiere Matteo Della Colletta della compagine di Pieve di Soligo, che sta concludendo questo primo tempo con uno 0-0 che è figlio di un paio di iniziative cercate con maggiore ostinazione da parte della compagine ospite, poche cose viste invece dalla compagine di casa, che ha provato ad arginare il San Donà e ci è riuscita solo nella zona di mediana del campo. Adesso c'è il fallo di Cibin su Dalla Vedova, è un arbitro che ferma il gioco, e lo abbiamo visto proprio in occasione di un'occasionissima d'oro per la compagine di casa, forse la più grossa, quando il giocatore Cibin è stato fermato proprio davanti al portiere ospite. Attenzione Della Colletta che viene fuori con il pugno, allontana il tutto, un'uscita un po' rischiosa, però non c'era nemmeno un giocatore a coprirlo. Palla e ancora Bradaschia che va ad impegnare Della Colletta, con Bradaschia che da posizione impossibile tira e Della Colletta mette fuori con un po' di paura per la difesa, per la retroguardia di casa, un po' in difficoltà. Tutto questo al 40° minuto di gioco. Torna ad attaccare la formazione di Pieve con Scarabel, Moretti indietro tutto per Brustolon che vede Allegretti, il suo compagno di linea. Scarabel, solita verticalizzazione perfetta, De Zotti che perde palla, vuole il fallo e lo ottiene. Fortuna sua che vuole il fallo, e niente da fare per quanto riguarda l'Eclisse, che continua a manovrare ancora. Spinge Segat viene fermato dal duo ospite che agisce sulla fascia destra del campo, in questo caso con le mani. Fantinato indietro ancora l'appoggio per trovare una spizzata in avanti, è una cosa che ci prova il San Donà. Blocca tutto ancora una volta Moretti che rischia, poi dalla parte di Cibin per Segat per
De Zotti, Scarabel fortunato, prende palla, attenzione Cibin, buona l'azione, un po' lenta adesso, dovevano velocizzare il tutto, Moretti che la mette dentro, scodella questa palla, va a cercare di prendersela Cibin, ci riesce anche il tentativo di tiro di Guerra, poi da Muzzo, un po' di confusione all'altezza della linea di area di rigore, niente da fare, si ferma tutto, un po' di paura, vediamo quanto sarà recuperato, perché ho visto il dirigente di casa preparare la tabella luminosa con il minuto, sicuramente non di più pensiamo che sarà concesso di recupero. Ancora il Sannona con Faloppa che prova a muovere i suoi invitandoli a salire. Ecco la buona pescata per Crivari che cerca ancora l'uomo, non lo trova, ne approfitta la compagine di casa, Cibin che va per le terre, l'arbitro dice che si può giocare, Scarabel la tocca bene, bravo Scarabel, Janko che vede la proposta in avanti, il proponimento di anticipato, era riuscito a metterla a terra Moretti, poi è stato anticipato dal ritorno del suo avversario che gli mette palla in fallo laterale, mi pare che non sia corner ma sia fallo laterale, vediamo. No, forse è corner perché c'è il guardialine sulla bandierina giù in fondo, quindi sì, è il terzo corner per la formazione di casa, lo batte sempre lui, almeno da questa fascia. Scarabel che cerca la battuta, entra anche Allegretti in area, è corta la palla, viene gettata fuori, arriva addirittura Della Colletta fuori dall'area abbondantemente, deve precipitosamente rientrare, è il nostro consiglio. La spizzata di Cibin ancora a trovare o a cercare di trovare De Zotti, non si trovano i due, palla che finisce tra le braccia del portiere Bonato del Sannona di Piave, 1-0, 44 minuti di gioco, non ho visto la lavagna luminosa ancora alzarsi, eccolo adesso il dirigente De Martin pronto a segnalare secondo me il minuto insomma che dovrebbe assegnare l'arbitro per recuperare quelle pause che si sono avute su due infortuni capitati ai giocatori nel primo tempo. Viene a tutto ancora Brustolon che alza si ferma Guerra invece di andare incontro a questa palla e c'è l'anticipo facile per quanto concerne il giocatore del Sannona di Piave. E adesso sì, si può dare, vediamo, 4 minuti. Vabbè, abbiamo sbagliato noi, allora per carità, ha ragione l'arbitro. Primo tempo, quindi 4 minuti di recupero. Si è perso così tanto tempo? Sì, evidentemente sì. Ed è giusto che venga recuperato. Insomma, 4 minuti dopo il 45esimo, quindi si giocherà fino al 49esimo minuto di gioco. Pulsetti va indietro per trovare Parpinel sulla fascia destra per Zanetti. Bradaschia invita ancora Zanetti a spingere lungo la fascia, buono il duo Zanetti-Bradaschia qui sulla fascia destra del campo. Esce bene però la formazione di casa con Scarabel, Guerra va indietro per Moretti che la vuole buttare davanti, va a trovare o pensa di trovare la spizzata di Janko che poi è fortunato, lo trova, c'è il fallo su Janko ancora del numero 6 Dalla Vedova, Thomas Dalla Vedova che atterra il giocatore Janko e davanti alla panchina proprio dei padroni di casa con Della Bella che ha fatto gesto all'arbitro, avrebbe voluto l'ammonizione, il cartellino giallo, e allora si recupererà ancora qualche cosina sicuramente perché c'è Janko che è aiutato dai sanitari, parte a scaldarsi, vediamo se va a scaldarsi Francescon o va a prendere soltanto il pallone. No, va a scaldarsi Francescon sì, va a scaldarsi proprio, quindi probabilmente effettuerà qualche cambio nella seconda parte di gioco la
compagine di casa, vedremo se sarà così. Allegretti la butta dentro su Cibin che sta andando indietro, si è girato bene Cibin per Janko, a giro, e c'è il palo, la traversa di Janko ottimamente servito da Cibin, pallone a giro che sbatte sulla traversa. Peccato, perché questa è una grossa occasione capitata sui piedi di Janko al minuto 47esimo, quindi in pieno recupero di questi 4 minuti concessi nel primo tempo. Mani nei capelli per Janko, ne ha ben donde, perché aveva girato bene questo tiro proprio a giro che ha incocciato la traversa della porta e della rete difesa da Bonato, portiere del San Donà. In avanti ancora De Zotti, va giù con una spallata, l'arbitro giudica che è fallosa la spallata di Pulzetti e allora guadagna tempo ancora, si gioca, sono 4 minuti di recupero, ma qualche cosina in più sicuramente, perché si è perso ancora tempo. E con Della Bella che ha fatto ampi segni a Francescon di continuare ad allenarsi, di spingere, perché probabilmente c'è qualcuno del reparto difensivo che ha qualche problemino, perché Francescon è un difensore, ha fatto il centrale, palla che è fuori. Moretti, vedremo se c'è qualche infortunio appunto, e quindi Della Bella sta aspettando che termini il primo tempo per poi mettere dentro nel secondo il giocatore Francescon. Ancora a terra un uomo per il San Donà, tempo che si ferma ancora, ci sarà da giocare, è infinito questo primo tempo che già con i scocca adesso il 49esimo minuto di gioco, ma sicuramente un altro minuto l'arbitro lo assegna, perché c'era fallo in precedenza, è entrato il massaggiatore di Pieve e adesso entra il massaggiatore anche del San Donà, con Pulzetti che si è arrabbiato con l'arbitro, sta dicendo ma non vede che ha preso una botta in testa e che quindi doveva entrare subito il massaggiatore. Se questo aveva anche ragione Pulzetti, insomma in effetti il giocatore si sta tenendo con le mani il volto, ha preso una botta al viso, pensiamo, il giocatore che è rimasto a terra del San Donà. Sta di fatto che insomma si continua a giocare questo primo tempo che è infinito, con i quattro combinati in precedenza e più un altro minuto sicuramente con cui si allunga questo finale di primo tempo sul sostegno degli Ultras, che attendono anche loro il fischio finale, immaginiamo, per andarsi a bere qualcosina al bar. Adesso c'è il richiamo al mister, penso a Fonti. Si è fatto male Crivari appena entrato, tra l'altro insomma è entrato al 23esimo del primo tempo al posto di Di Giuseppe. Crivari che ha preso questa botta alla mandibola, mi pare si teneva il volto, cerca di farlo entrare, vediamo se l'arbitro si accorge del giocatore Crivari che è fuori dal campo. Tutti chiamano per la possibilità di far rientrare il giocatore, adesso si è accorto e adesso può entrare Crivari. Ancora 11 contro 11, primo tempo che non finisce più. Scarabelli indietro per Allegretti, allora Allegretti che prova a sventagliare, ma il tocco viene messo in fallo laterale da un giocatore del San Donà di Piave. Segat con le mani per la rimessa lunga, e adesso dice il signor Atanasov della sezione di Est che può bastare, manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0 dopo i primi 49-50 minuti di gioco del primo tempo, con Francescon che è andato a scaldarsi, sta chiedendo mi pare a Moretti come va. Bene, ma questo lo scopriremo poi. Linea allo studio.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Rientrano in campo le due squadre, allora c'è una sostituzione come avevamo detto e come avevamo visto sul finire di primo tempo. Esce Moretti che non vediamo più in campo, il giocatore fermo per un guaio fisico. Al suo posto entra Francescon, il numero 13, che lo sostituisce. Non cambia nulla perché naturalmente fuori un difensore, dentro un altro difensore, quindi cambia nulla nel tatticismo appunto della Bella. Intanto arriva Bradaschia, ultimo giocatore della compagine del San Donà, a prendere posto in campo. Si attende il fischio del via per il secondo tempo. Arriva anche con molta calma Gianfranco Fonti, tecnico del San Donà. Dovrebbe essere quasi tutto pronto, insomma daremo il via tra poco all'entrata in campo di Francescon. Ecco che viene confermata quindi fuori il numero 3, sì, Moretti, e dentro il numero 13 Francescon. Tutto è pronto adesso per dare il via alla gara. Va a prendere posizione sulla fascia sinistra del campo Francescon e non gioca quindi nella sua posizione preferita, diciamo, perché sarebbe un destro, pensiamo, e quindi va a posizionarsi sulla sinistra. Partiti, si gioca i secondi 45 minuti di gioco che se facciamo come il primo tempo se ne sono giocati quasi 50. Attenzione, subito saltato di brutto Francescon, il tentativo di pallonetto del numero 6 che ha puntato Francescon, lo ha saltato, il pallonetto fortunatamente è andato fuori, deviato tra l'altro, toccato in angolo. Subito paura per la retroguardia di casa al 37esimo secondo di gioco, nemmeno un giro completo di lancette, e allora punizione con Della Colletta che va a vuoto su questo pallone. Lo cercava ma l'aveva toccato precedentemente il difensore, suo compagno di squadra. Calma tutti i Pulzetti perché siamo partiti, dice, con un piglio incredibile. Mettiamo un attimo d'ordine. Allora spinge sulla fascia Pettinà, che poi non riesce ad avere il pallone di ritorno. Ancora Pettinà con le mani indietro per il numero 8 Stefani, per Pulzetti, Capitan Pulzetti, che dà ancora palla per un'imbucata a Fantinato che cerca di andare dentro, non riesce, e allora si riparte, si va indietro ancora da Faloppa che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, vede Crivari in mezzo, arriva Fantinato, il tocco di Scarabel prima e poi del portiere Della Colletta, e allora 1:40 del secondo tempo, tiro di Fantinato. È un ottimo inizio di secondo tempo per il San Donà ed è in angolo il pallone. Ancora paura per la formazione di casa, è il terzo angolo per il San Donà. 3-3 anche in situazione di parità per gli angoli. Pulzetti, ancora lui dalla bandierina, la mette alta con il tentativo di tocco e di spizzata di Francescon che non riesce. Mi pareva 4, vero, per il San Donà? Sì, 4 angoli per il San Donà, 3 per l'Eclisse. Il tentativo di mezza girata al volo da parte di Parpinel, spinto in avanti ancora il San Donà, che decisamente è entrato al meglio nel secondo tempo. Una fiondata ancora al secondo minuto di gioco, mi pare del numero 5 Parpinel, mi pare, che è andato al tiro che costringe il portiere di casa in angolo. E allora battuta ancora di Pulzetti, che la mette in mezzo, esce di testa da Muzzo, mezza
quasi una mezza rovesciata da parte di Bradaschia. È scatenato il Sandonà in questi primi minuti iniziali del secondo tempo, sta provando il tutto per colpire a freddo la formazione di Stefano Della Bella, che adesso può tirare un po' il fiato, perché sono stati 3 minuti e 28, sì, era Parpinel che è andato al tiro precedentemente, avevo visto giusto, 3 minuti e 33 di fuoco nel secondo tempo, partita a razzo la formazione di Gianfranco Fonti, cercando di sorprendere la compagine di Stefano Della Bella. 0-0 il risultato comunque per il momento, inchiodato lì sullo 0-0. Battuta ancora, Testa mette a terra la palla, cerca di girarla, Damuzzo che arriva ma non ha nessuno sulla fascia, va in raddoppio Cibin, ancora Damuzzo che viene dentro, il tentativo di tiro subito effettuato ma va sulla schiena di Faloppa che fa rimbalzare la palla tra le mani del portiere Bonato, e allora ci riprova ancora Parpinel che fa viaggiare i suoi indietro su Faloppa. Partono lenti, adesso sistemate le linee, lancio subito in avanti, sfiondata in avanti con Francescon che ha difficoltà a far volare via questo pallone. Non bisogna rischiare più di tanto, soprattutto quando si è in una zona pericolosa come quella dove era Francescon, che adesso chiede scusa a De Zotti. Brustolon con palla tra i piedi, guadagna qualche metro in avanti. Brustolon va su Francescon, Cibin per Guerra, ancora Ianco che gli ritorna la palla, ma la palla è preda del Sandonà di Piave. In anticipo bene Francescon, ancora di testa quelli del Sandonà che cercano di far viaggiare lontano dall'area il pallone, non ci riescono. È Francescon allora con le mani che sostiene i suoi, si fa vedere Scarabella, riceve palla, ancora Francescon, la butta dentro per Ianco che di ginocchio prova a farla viaggiare su De Zotti, ma nulla da fare, batti e ribatti. Attenzione a questa palla che stava per favorire Cibin, che si era incuneato bene nelle maglie della difesa. Bene, bravo Guerra che ruba una bellissima palla in avanti ancora per Cibin che torna indietro, non deve perderla adesso, il pallone filtrante, bello per Damuzzo che non riesce a prenderlo, a fare suo, e allora forse c'era il fuorigioco, non lo so, non ho guardato, no, pare di no, quindi si riprende normalmente con Faloppa che viene sulla fascia sinistra del campo a spingere per Pettinà in avanti, viene Bradaschi a prendersela la palla e la dà indietro ancora per Faloppa che è molto fermo qui, sta rallentando un po' il gioco, vuole fare un po' di mettere un po' di calma e di tranquillità alla partenza a razzo avuta in precedenza dal Sandonà. C'è fallo commesso da Guerra, eccolo Faloppa che è costretto ad arrivare sulla linea di metacampo per Bradaschia che la mette a terra con qualche difficoltà, poi prova a partire, prova a girarsi, Damuzzo che non molla mai lo costringe ad andare ancora al raddoppio di uomo con questa palla messa in mezzo. Segat, brutto il rinvio, è preda di Bradaschia che di testa fa viaggiare ancora Fantinato, punto all'uomo, 1 contro 1, la mette dentro, molto bella per Stefani questa palla fatta andare dentro in rasoterra, paura per la retroguardia di casa che adesso dovrebbe alzarsi un pochino, invece rimane bassa ancora, ne approfitta Faloppa per sventagliare dalla parte opposta del campo dove arriva Francescon a toccare questo pallone e a metterlo in fallo laterale. Deve portarsi un po' in fretta fuori dalla propria area di rigore perché altrimenti rischia di rimanere sempre schiacciata la compagine di casa nei frangenti di attacco del Sandonà. Avanti ancora con Pettinà che va indietro rischiando sul pressing di Ianco, e allora Pulzetti che alza la testa, vede la posizione libera sulla fascia destra del campo, Zanetti la mette dentro, interessante questo pallone ma è direttamente sulle mani della Colletta che prova il rinvio lungo, poi ci ripensa e andrà, no, nemmeno su Segat, quindi deve pensarci però in fretta. Va su Francescon che sceglie la linea
Cibin indietro ancora su Francescon, non ci si muove, Francescon sventaglia in avanti, ma è brutta questa palla con Faloppa che con tutta calma va a pescare Pettina, che allora ci pensa lui, cavalca oltre la metà campo ma viene fermato dal solito Scarabel, poi ancora da Muzzo, Scarabella ancora, alla meglio su due persone, su due giocatori, Faloppa di petto, la blocca, la mette lì per il tunnel di Bradaschia che si fa vedere in questo frangente. Attenzione, il colpo di testa ancora a continuare, paura per Crivari che semina il panico e guadagna il quinto calcio d'angolo, ma sesto calcio d'angolo per quanto riguarda il San Donà di Piave. Attenzione agli sbandamenti in difesa, abbiamo visto anche adesso sia Allegretti sia Brustolon ballare un pochino troppo, ma proprio per il fatto che a questo punto bisogna velocemente alzare la linea difensiva per uscire, per non concedere un pressing asfissiante da parte del San Donà. Pulsetti alla battuta, la mette corta ma la palla danza davanti alla linea di porta, poi va fuori, deve alzarsi adesso la linea per quanto possibile. Crivari che va a spintonare il suo diretto avversario, palla che non viene segnalata da nessuno, il guardialine della parte opposta non segnala, non vede, e allora si arrangia l'arbitro che dà una rimessa in gioco con le mani al San Donà di Piave. Difficoltà per Stefani a trovare un giocatore libero, poi lo trova in Pulsetti che gli riceve la palla, 1 contro 1, va messa dentro questa palla e c'è il calcio d'angolo numero 7 per il San Donà. È un assedio questo partito proprio dal primo minuto del secondo tempo ed è sotto assedio dopo 10 minuti ancora la formazione di casa, che adesso va al secondo cambio, che ha in mente Stefano Della Bella di far entrare in campo. Ancora il colpo di testa, i giocatori vorrebbero la palla già uscita, in effetti è così, dice il guardialine dalla parte opposta, e allora si può passare alla sostituzione, il cambio. Vediamo chi esce al 10° minuto di gioco. Al 10° minuto di gioco sta per entrare De Faveri, Francesco, e dovrebbe uscire De Zotti, sì, è il classico cambio, quindi 16° del secondo tempo, entra il numero 16 De Faveri. 16° del secondo tempo, eccolo qui, fuori De Zotti, dentro De Faveri. Un po' il cambio classico questo di Stefano Della Bella, per dar respiro un pochino. Grande manovra, grande attenzione a queste, mamma mia, il rischio della colletta, poi in avanti ancora Segat va a complicarsi la vita. De Faveri il primo pallone, Segat ancora sulla catena di destra, guadagna una rimessa in gioco con le mani perché Pulsetti gli mette fuori la palla. Attenzione, Scarabel si fa rimontare, poi palla buona per Allegretti e per Brustolon che vanno su Francescon dalla parte opposta del campo, ancora a puntare con Cibin sulla fascia sinistra, Cibin vicino a lui Guerra, non lo sceglie Ianco, rimane a terra, un fallo, la palla scaraventata dentro da Guerra, era molto bella, però c'è stato un anticipo di testa da parte di un giocatore del San Donà di Piave che mette in fallo laterale questo pallone, che con le mani va a rimetterlo in gioco Francescon per la formazione di casa. Pallone che arriva in mezzo all'area, però non si accorgono Ianco e De Faveri, e allora si riparte con Pulsetti, Faloppa con molta calma e tranquillità, la partenza da dietro, anticipato netto da Allegretti. Crivari va ancora a prendersi una palla, l'ennesima, Scarabel generosissimo, Ianco che prova l'1-2, non lo trova però perché c'è l'anticipo ancora una volta di Stefani che viene in avanti bene, spinge ancora su Pulsetti il capitano per Fantinato sulla fascia destra del campo, trova e prova
ad andarsene, poi 2 uomini su di lui, palla in fallo laterale con Fonti che è un po' preoccupato perché sta pensando ad un altro cambio, perché ho visto la tabella del cambio spuntare, quindi starà pensando chi togliere dal campo e per favorire l'inserimento di un giocatore che ha già individuato. Faloppa è costretto a chiudere e a chiudere bene questo taglio di De Faveri, anzi di Janko, che stava per impensierire la retroguardia del Sandona di Piave. 2 palloni che stanno per venire messi in gioco, poi con uno chiaramente, quello di Segat, che va a pescare Damuzzo su Pulzetti, indietro per Pettinà che la scaraventa in avanti. Forse c'era il fallo con le mani, ma ormai questi falli non si fischiano quasi più, e c'era il fallo secondo me di Brustolon su Fantinato. L'arbitro ha lasciato correre, Segat che spinge in avanti ancora, Damuzzo di testa la mette lì per Cibin che non la fa sua. Segat, Allegretti, Segat nello stretto, palla che termina fuori. L'arbitro e il guardialine lasciano correre perché la palla secondo il guardialine non era finita fuori. Adesso sì, con una rimessa in gioco da parte della formazione del Sandona di Piave, che in questo secondo tempo è partito con l'acceleratore spento, l'acceleratore giù. 14 minuti di gioco, quasi 15. Quasi 15. E allora in avanti ancora il Sandona, spinto dai suoi ultras qui al D'Agostin, ferma tutto, la palla non arriva a Bradaschia, poi la ripartenza di Damuzzo è sanguinosa, viene in avanti Pettinà ancora, prova a metterla dentro, brutto anche il suo lancio, e allora di testa la mette fuori, prima Allegretti e poi la ripartenza bella tra l'altro di Scarabel, che aveva cercato Cibin, è andato per le terre, poi Cibin voleva il fallo, l'arbitro era vicino, ha detto che era tutto regolare. Adesso c'è il fallo e la spinta da Tergo vista ai danni del gioco. Ammonito anche il giocatore numero 8 della formazione di casa, quindi ammonito Guerra. E allora sulla palla c'è Pulzetti, attenzione perché sempre pericolose queste punizioni del Sandonaro, abbiamo visto anche nella prima frazione di gioco. Pulzetti con Stefani vicino, mi pare. In area è entrato anche Faloppa, poi Fantinato, Crivari, rimane fuori Bradaschia invece per sfruttare il suo tiro al volo eventualmente. Fischio dell'arbitro, Pulzetti la mette corta per la girata, splendida l'esecuzione di Fantinato, ma mezza rovesciata al volo così di Fantinato in area, che termina alta sopra la traversa. Era però uno schema pericoloso, perché non avevano intuito, 17° del secondo tempo, non avevano intuito il passaggio smarcante appunto di Pulzetti per Fantinato, che ha provato il grande numero, la grande rovesciata, la grande mezza rovesciata. Pulzetti adesso che si arrabbia per questo fallo che gli viene fischiato, e allora c'è con il
pallone che viene messo giù con cura da parte di Scarabel, che è pronto al suggerimento perché non pensiamo vada al tiro da questa distanza. Proverà a metterla dentro, c'è Guerra, c'è un po' tutti davanti, ci sono, eccola qui la palla, è buona la palla, si è vista subito, però c'è il fuorigioco, peccato. C'è il fuorigioco di Guerra, peccato, perché si era visto subito che la palla era splendida, un traversone che andava a giri giusti, è andato a colpire benissimo tra l'altro il giocatore di casa, ma il fuorigioco era alzata subito, si era alzata subito la bandierina del signor Ndoia della sezione di Bassano del Grappa. Nulla da fare, però attenzione, perché l'Eclisse ha dimostrato di essere viva, di essere ancora in partita, lascia sfogare, se vogliamo, la formazione di Fonti per poi colpire. C'era quasi riuscito in questo frangente. Francescon non trattiene palla, la getta in fallo laterale, può ripartire. Sono stati 15 minuti, 16 minuti, vediamo 19, anzi scusatemi, che sono di assoluto predominio del San Donà, però poi sono stato zitto perché fortunatamente per Della Colletta, che dovrebbe viaggiare a mettere un cero penso in settimana, perché uscita sbagliata e uscita rischiosissima, può solo ringraziare qualcuno, insomma, che la palla sia finita alta sopra la traversa, altrimenti sarebbe stato un erroraccio per il giovane portiere Della Colletta, classe 2000, che ha un po' il vizio, diciamo, l'abbiamo visto anche in precedenza, ha un po', per carità non è un vizio, perché se prendi il tempo bene aiuti la tua difesa con queste uscite, dai sicurezza. Ha provato anche nel primo tempo a rinviare di pugno, c'è anche riuscito, qualche timore su un paio di interventi, però questa è stata la più grossa di tutte, insomma, fortunatamente è stato salvato, ha rischiato tantissimo. In avanti ancora il San Donà, parte Stefani che è cresciuto nel secondo tempo, Stefani che lancia ancora per Fantinato, che tiene bene la palla. Adesso l'arbitro ha visto un fallo, probabilmente una sgomitata ai danni del suo diretto avversario, però avete visto cosa e come deve muoversi un attaccante, no? Conquista palla, la tiene lì, la lavora, si cerca di girarsi, a terra era Damuzzo, cerca di girarsi per andare al tiro e per poco non c'è riuscito. Bravo Fantinato, che sta giocando bene, un 92, tanta esperienza per lui, ha tenuto palla in mezzo a una selva di uomini, lì stava anche quasi per riuscire a girarla. Parla Della Colletta, lo fa per poi servire Segat, attenzione Segat, lancio lungo, viene a prendersela Ianco, spizza di testa per l'arrivo velocissimo di Cibin, che poi commette fallo secondo me tirando il giocatore del San Donà. L'arbitro lascia giocare, si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani, e allora palla sprecata da Fantinato, in questo caso commette anche fallo Fantinato sul numero 16 De Faveri. Sta arrivando anche un po' di stanchezza per i giocatori, perché non si sono risparmiati, soprattutto in questi primi 18-19 minuti del secondo tempo, dove il San Donà è andato veramente a 1000. Batte Scarabella ancora, vediamo, ci riprova, vediamo se esce un taglio come quello precedente fermato dal fuorigioco. Scarabel che ha un piede vellutato, è buona anche questa volta ma troppo bassa purtroppo. Scarabella riprende, la rimette giù per Segata, arriva Francescon che invece di aspettare un attimo ha troppa fretta nel girare palla, stava per combinare un guaio. Damuzzo la mette dentro, poi l'uscita di Bonato, classe 2001, sono portieri giovani, chiaramente, come potete sentire, come potete vedere, insomma qualche errore gli è anche concesso, di gioventù, peccati di gioventù come si vogliono chiamare. Bravo Bradaschia che invece di gioventù insomma ne ha un pochino meno, è un 89.
ma tanta esperienza la sua, maturata sui campi oltre che della Serie D anche sui campi di Serie C. Bradaschia in avanti, Bradaschia ancora per la fascia destra del campo, ci sono 2 palloni in campo, fortunatamente rimane fuori poi il colpo di testa da parte di Segat con palla che era già andata fuori, no, c'è il calcio d'angolo ed è l'8º calcio d'angolo concesso al Sandona di Piave. Bradaschia al servizio, alla battuta, Bradaschia la mette dentro, altra uscita a vuoto di Della Colletta che non capisco dove voglia andare, perché veramente allora o chiami la palla e travolgi tutti, compreso i tuoi compagni, e la prendi tu, sto parlando da portiere, oppure non fai di queste cose. Non me ne voglia il giovane Della Colletta, però bisogna riguardarlo un attimino sulle uscite, troppa frenesia di andarsene a prendere queste palle in area, che d'accordo, metti tutti tranquilli, metti tutti in tranquillità se riesci, però se non riesci ci sono di questi buchi, di questi tremori che in questo secondo tempo ha fatto avere ai giocatori e ai suoi compagni di squadra e al pubblico presente qui al D'Agostin. Spinta in avanti con cavalcata di 30-40 metri per il giocatore del Sandona, che poi si ferma in fondo al campo, finito, e allora Della Colletta può andare al rinvio lungo con i piedi. Eccolo Della Colletta, oltre la metà campo, il rinvio con il tentativo di colpo di testa di Janko e di Pulzetti, nessuno dei due riescono a deviare il pallone e allora tutto indietro. Palla gettata in avanti, il colpo di testa, attenzione, bravissimo. Prova a portare via palla Scarabel, una finta di corpo, eccolo che va a riprendersela il pallone, ancora per Francescon. Guerra sta rischiando troppo, 2 contro 1, fortunatamente arriva il fallo fischiato dall'arbitro, fallo di Pulzetti mi pare su Guerra. Cambio nelle file del Sandona di Piave, che dopo aver cambiato forzatamente al 23esimo del primo tempo Di Giuseppe, uscito per un guaio all'inguine con il numero 20 Crivaro, ora cambia un altro uomo, fuori il numero 6 Dalla Vedova, dentro il numero 19. Allora andiamo a vedere, 25esimo del secondo tempo, fuori Dalla Vedova, dentro il numero 19 Bullo. Sì, Della Vedova si è visto un po' pochino, dobbiamo dire, anche se prende un abbraccio meritatissimo, tra l'altro da parte di Fonti, però forse avrebbe voluto qualche cosina in più Fonti dal suo uomo, e allora gli dà respiro. Fuori Dalla Vedova, dentro Piovesan, dentro Bullo, scusatemi, palla che rimane lì, esce per Crivari che prova l'impostazione veloce ma non c'è nessuno dei suoi. Francescon la getta in avanti ancora con la palla raccolta da Cibin, che poi si infrange contro i flutti. Ehi, attenzione per Bradaschia, il tentativo di calciare da terra Damuzzo, c'era anche riuscito. Vediamo cosa ha visto l'arbitro e cosa ha visto il guardialine. Mi pare solo un richiamo tra i due. Bradaschia la stava per fare, mezza l'aveva combinata, insomma, era per terra Damuzzo, Bradaschia gli ha allungato il piede tentando di colpirlo. Continua a dire che non aveva fatto apposta, però non ci credo. Faloppa per Pettinà, Faloppa ancora, Faloppa che la butta in avanti, c'è il solito Scarabel che poi sceglie di scaraventarla in avanti anche lui, ma Janko è troppo indietro rispetto alla coppia centrale e allora si va su Faloppa che rallenta il gioco, almeno in fase di impostazione, poi di esterno su Bradaschia che lascia sul posto Guerra.
va dalla parte opposta, poi Guerra ritorna molto bene, ma c'è Faloppa. Pettinà, ancora Pettinà, sbagliata la palla, su Janko c'è il fallo, l'arbitro lascia correre in precedenza, poi ferma tutto. E ancora Pulsetti che sta un pochino rischiando. Pulsetti è il capitano. Janko a terra, si riprende con una punizione per la formazione di casa. Janko è ancora lì, adesso sta andando nella sua posizione, fa girare palla intanto Scarabel per Francescon, che dovrebbe avere un attimino più di calma, aspettare che quantomeno raggiungesse l'interno dell'area. Janko invece l'ha buttata lì in mezzo ed è palla persa. Faloppa, la retroguardia del Sandonà che riparte con Pettinà, stoppa la palla e poi rinvio lungo, ancora a trovare Crivari che va per le terre, ma l'arbitro lascia correre. Qui sono d'accordo questa volta. Pulsetti, colpo di testa di Faloppa che fa buona guardia, poi il solito Damuzzo e Scarabel. Janko attende la sovrapposizione di Segat, voleva invece servire De Faveri, ma la palla è troppo lunga, è finita innocua tra le braccia di Bonato. Riparte il Sandonà, ma ferma tutto ancora Scarabel, che poi è bravo a velocizzare, ma non altrettanto Cibin a controllare questa palla. Bravo però in ogni caso, una diga Scarabel in mezzo al campo, una diga, le ha fermate tutte, le ha provate tutte, insomma più di così da questo giocatore insomma non è che possiamo volere. Adesso si arrabbia con Segat perché voleva velocizzare il tutto. C'è un cambio, allora l'8 con il 16, allora esce Stefani, anche lui era fatto un primo tempo anonimo per così dire, mentre il secondo tempo era partito bene, e al 30° minuto di gioco del secondo tempo, quindi dentro il numero 16 Battilana, attenzione, Eric Battilana, classe 2000. Stretta di mano e pacca sulla schiena anche per il giocatore Stefani da parte di Fonti, anticipato da Pulsetti. È una bella lotta questa tra Pulsetti e Janko, che si sta scaldando un pochino. Attenzione, Segat con le mani, De Faveri che la tocca per Janko ma non ci arriva, Brustolon la butta via. In avanti può ripartire il Sandonà, riparte con Crivari, anticipato netto da Allegretti in scivolata, bravo. Palla che va sulle mani di Pettinà, Pettinà indietro per il solito Pulsetti, anche lui è dappertutto. Faloppa che rallenta il gioco, prova a calmare un po' i bollenti spiriti. Parpinel, Bradaschia che la lascia scorrere, interessante questa palla, attenzione, guardate Fantinato ancora come manovra, ma poi si mette in mezzo a due, gli rubano la palla, va in avanti tutta ancora, Cibin che corre, Cibin che spinge l'uomo da Tergo ed è punizione perché Zanetti va a terra. Ha ragione l'arbitro in questo caso, una spinta da Tergo che viene punita in ogni caso. Parpinel per Pettinà, la mette a terra, Pettinà può ripartire oltre la metà campo, arriva Bradaschia a prenderla, poi si arrabbia con Pettinà perché voleva che rimanesse sul posto per effettuare il cambio. Faloppa e vuole ancora Pettinà per il tentativo trovato questa volta di mettere in azione Crivari, ancora Pettinà che arriva di petto molto bene, indietro per Parpinel, sventagliata lunga, colpo di testa di Segat. De Faveri che corre, va in pressing su Pettinà, si ferma, deve alzarsi la linea della Eclisse che però è sempre qui. Attenzione a Segat che sta per combinare, lo stavo per dire, questo pallone gettato in mezzo all'area, l'abbiamo detto. Capiamo naturalmente, un classe 2001, capiamo questi errori, glieli sta spiegando Allegretti.
tu non puoi battere di testa e mandare il pallone verso l'area, assolutamente, la butti fuori in qualche maniera, la allontani, fai qualsiasi cosa, però ripeto, capiamo il male di gioventù, che è male tra virgolette chiaramente, di cui vengono colpiti questi giovani chiaramente. Janko non trova poi più nessuno, deve inventarsi qualcosa, palla che va via, si nasconde, poi la trovi, non la trovi più, forse ha guadagnato una rimessa in gioco, sì, ha guadagnato una rimessa in gioco, Janko è andata anche bene, Janko chiede scusa ai suoi compagni di squadra. Adesso Della Bella c'ha qualcosa da dire, chiama un suo giocatore per la sostituzione. Dovrebbe essere Crezu, vediamo. Segat con le mani, Janko, Scarabel, Francescon, alza la testa, Scarabel, verticalizzazione, il movimento c'è, lì di solito c'è Dell'Andrea, oggi non c'è e quindi paghi in questo caso, no? Parpinel ancora lì per la giocata di Zanetti che va indietro dal portiere Bonato per Faloppa tutta in avanti, Faloppa in linea orizzontale per Parpinel, ancora Faloppa, eccolo che riparte, partito bene questo attacco, pericolosissimo, deve arrivarci Francesconi, invece non ci arriva. Qui avrei scelto la scivolata per cercare di tirar via questa palla dalla difficoltà in cui era stata messa la difesa. Cambio per la formazione di casa, è un cambio che arriva al minuto 34 ed esce il numero 4, esce Damuzzo ed entra il numero 17, entra Kriezui, l'avevo visto giusto, Altin Kriezui, è un classe 96, bisognerebbe scoprirlo, bisognerebbe vederlo, non ha avuto molto tempo per mettersi in mostra perché un po' di squalifica, un po' di infortuni, insomma non si è visto tanto. Adesso vediamo se riesce a trovare continuità, quello che gli si chiede, insomma, per il bene dell'Eclisse. Ancora il Sandonà che prova a smuovere, prova ad aprire, a fare aprire l'Eclisse che si è chiusa bene, si sta chiudendo bene. Bradaschia di esterno viene anticipato, poi riparte o stava per ripartire l'Eclisse con Segat, palla tra le mani, cerca l'uomo libero e lo trova in Krezui che dà questa palla brutta indietro ancora a Segat, il pallone, dice il guardialine, è stato toccato proprio dal giocatore di casa e allora c'è Pettinà che arriva come un falco per prendersi la palla, darla indietro a Faloppa. È il caso di salire, la linea però non arriva nemmeno a metà campo perché stanno un pochino troppo alti gli giocatori del Sandonà in questo caso e quindi costringono. Adesso c'è Allegretti, c'è Brustolon che sta chiamando la linea, ma vedete è una linea che adesso ti porti fuori, insomma riesci ad alzare la squadra, perché altrimenti sei sempre lì e sei massacrato da questo Sandonà che nel secondo tempo ha giocato sempre con il baricentro altissimo. Scarabel, il più lucido dei suoi, adesso subisce fallo e dovrebbe esserci, no, la lascia andare, è il numero 19 Bullo, è il suo primo fallo, insomma dai. Scarabel per il numero 17 Kriesu che si è messo qui sulla fascia destra del campo, ancora prova a venire dentro, c'è il fallo di Fantinato in aiuto in difesa, Fantinato che poi allontana fuori la palla. Allora adesso c'è un battibecco tra le due panchine e arriva la munizione, penso alla panchina, ammonita la panchina, il secondo di Della Bella sicuro.
perché lo sapete, con il regolamento di quest'anno si può ammonire anche l'allenatore o il vice allenatore appunto in panchina, e allora al grido di tutta la curva gli ultras del San Donà cercano di spingere i propri giocatori, ma in questo caso è azione d'attacco per la compagine di casa, con Scarabel che ancora una volta cercherà il suo tocco sopraffino, mettere in mezzo all'area per una deviazione, un colpo di testa, un qualcosa che possa inventare. Si era alzato anche bene, un po' troppo alta però la palla per il colpo di testa tentato da parte di era Brustolon in fase di spinta in attacco. Allegretti con le mani, è quasi un calcio d'angolo, in difficoltà la formazione del San Donà. Poi ancora Scarabel che di testa blocca la ripartenza della truppa del San Donà, che riguadagna comunque una rimessa in gioco con le mani da parte della compagine di Fonti, che con le mani sui fianchi sta guardando un po' i suoi, che hanno spento un po' il forcing iniziato nel secondo tempo. Faloppa che prova a velocizzare, prova a spingere adesso, alza la testa, guarda i suoi, la posizione di Fantinato che corre seguito da Allegretti, con le mani due se ne va Fantinato con un splendido tunnel tra l'altro ai danni di Allegretti, che poi mette il corpo a bloccare il tentativo di andarsi a riprendere questa palla. Molto bravo anche Allegretti, ma altrettanto bravo Fantinato, che si era già girato, era andato bene con questo tunnel ai danni del difensore di casa. Stiamo per entrare nei minuti che potrebbero essere insomma decisivi per ambo le squadre. 39 minuti di gioco, si va a complicare la vita Segat cercando il numero, quando in questo caso palla lunga e via dalle zone pericolose, perché ci sono sempre loro. Pulzetti che la alza, un bel pallonetto per darla al numero 4 Faloppa per Parpinel. Alza la testa anche Parpinel, vede partire uno dei suoi, però tiene palla e allora ritorna sulla fascia sinistra del campo con Pettinà per Pulzetti, il capitano, che va da Parpinel per Bradaschia, che ha girato molto, è venuto a prendersi le palle. Fantinato, il tentativo di colpo di testa non riuscito perché c'è ottimamente piazzato Allegretti, poi prova a ripartire De Faveri, indietro questa palla, attenzione, rischiamo troppo. È un rischio per la compagine di Pieve, che a questo punto muoverebbe la sua classifica, la muoverebbe con un punto, in attesa poi delle gare che si svolgeranno domani a completamento della giornata. Janko, palla che finalmente viene posizionata a terra. Kriziu alla battuta, sono 5 al termine più eventuale recupero, ci sono stati 6 cambi, insomma si giocherà per altrettanti 3 minuti, ma abbiamo visto che è un arbitro che ai recuperi ci tiene, quindi farà sicuramente recuperare tutto il possibile. Colpo di testa di Pulzetti che va per le terre dopo lo scontro con Janko, il capitano è a terra. Janko cerca di consolarlo ed alzarlo. Pulzetti è ancora giù, vediamo se c'è l'utilizzo dei sanitari. Sì, stavo osservando Brustolon, non so con chi ce l'aveva, stava discutendo animatamente in mezzo al campo. Non penso con Crivari, che è lì vicino a lui, ma con qualche decisione presa dalla panchina oppure dei difensori del San Donà. Colpo alla testa per il numero 7, il capitano Pulzetti, che è rimasto a terra dolorante. Ancora ferma sullo 0-0, Pulzetti aiutato a rimettersi in piedi dal massaggiatore, deve uscire
deve uscire dal campo, molta calma e tranquillità, tanto abbiamo capito che l'arbitro recupera tutto quello che c'è da recuperare. Fischio che arriva, pronto il rinvio del portiere della compagine del Sandonà, butta in avanti, colpo di testa di Guerra, colpisce male, poi Cibin ancora, la mette a terra finalmente Janko che prova l'1-2 con Crezu, poi va a sgambettare, Janko finisce sul taccuino, giallo per Janko, fallo inutile questo, lo ha rincorso, lo ha sgambettato da Tergo e allora c'è Bradaschia sul pallone, si alza Scarabel, fa tornare indietro Crezu, Bradaschia, palla lunga persa, pettina, arriva Janko che deve stare attento chiaramente, buono Scarabel, prova a ripartire, bravo Scarabel, indietro, guadagna un po' di tempo per Francescon che la sparacchia in avanti, fortunatamente rimane in campo, indietro tutto, Francescon ancora, la lancia lungo per il colpo di testa spizzata di Janko, ma non c'è nessuno dietro a lui e allora nel deserto che vede soltanto maglie celesti, che sono quelle del Sandonà di Piave, che ci prova fino all'ultimo dopo aver iniziato il secondo tempo a 1000, però con scarsa fortuna, dobbiamo dire, scarsa possibilità di andare a punti e di andare a segno. 44 minuti di gioco sul nostro cronometro, ne manca uno al 45esimo più eventuale recupero che sarà assegnato e secondo me parliamo di altri 3 o 4 minuti che il signor Atanasov della sezione di Este dovrebbe concedere e dovrebbe dare, e in effetti adesso vediamo, scopriamoli insieme. 4 minuti e allora ci abbiamo visto giusto, ormai siamo esperti. Secondo tempo, 4 minuti di recupero. Nel primo tempo se ne sono giocati quasi 6 dopo i 4 che erano stati concessi. Torna a spingere il Sandonà in avanti ancora, fermi con Parpinel che la butta dentro per Fantinato, la tiene, prova, anzi era Crivari che guadagna un fallo molto regalato, è stata una spinta di spalla secondo me, l'arbitro l'ha quasi considerata come un blocco con il corpo ed è per questo che ha fischiato la punizione per la compagine ospite. C'è Pulzetti sul pallone, attenzione perché è una posizione rischiosa, è una posizione pericolosa, 4 uomini in barriera per quanto riguarda la compagine di casa, Crieziu che segue il suo uomo, Pulzetti, arriva il fischio, Pulzetti si muove, aspetta il lancio ed è alta ancora una volta. Non ci siamo con le punizioni quest'oggi per fortuna per quanto riguarda il Sandonà, respirano quelli dell'Eclisse Careni Pievigina. 3 o 4 punizioni battute, tutte volate sopra la traversa della Colletta. Con i piedi il portiere di casa è pronto al rinvio, ci stiamo avviando verso un pareggio, verso uno 0-0 che ha dato sì qualche scossone nel primo tempo maggiormente, un secondo tempo in cui il Sandonà ci ha provato per quasi 19-20 minuti partiti a razzo proprio nell'inizio del secondo tempo. Adesso siamo al 47esimo minuto, in avanti ancora la formazione celeste del Sandonà che butta lì la palla per il solito Faloppa che vuole aprire su Pettinà, va De Faveri in marcatura, Segat che prova ad anticipare, ci riesce in qualche modo, in avanti ancora la formazione di casa e ancora viene bloccato, ammonito Bradaschia, ammonito il numero 10.
ammonito Bradaschia, cartellini che sono stati combinati a destra e a sinistra, in questo caso 3 all'Eclisse e 3 al Sandona di Piave, insomma parità anche in questo caso, anche in questo senso. Rimane a terra il numero 17 Crieziu, che si rialza dopo il pestone che gli è arrivato, e c'è sul pallone il solito Scarabel che prova ad inventarsi qualcosa quando siamo veramente allo scadere. Manca poco oramai per chiudere questa gara e per muovere ulteriormente la classifica. E palla lunghissima, altissima, va a guadagnare un calcio d'angolo Scarabel, non ci sperava nessuno, l'ha toccata il giocatore giù in fondo ed è il quarto calcio d'angolo per la formazione di casa. 8 ne ha battuti invece il Sandona. Siamo al 48esimo minuto di gioco, avevamo visto 4 minuti segnati, quindi ancora un minuto se poi l'arbitro non deciderà di recuperare qualche cosina. E allora Della Colletta a metà campo, il portiere di casa, molto buona questa palla che stava per favorire Guerra, anticipato dall'uscita di Bonato, questa volta perfetta. Bonato ancora, qui c'è un fallo, qui c'è un fallo abbastanza netto anche, abbastanza netto su Cibin. L'arbitro era coperto e indietro tutto, ma quello che fa meraviglia è che il guardialine non ha visto assolutamente nulla da una posizione migliore di dove era piazzato l'arbitro. Si arrabbiano un po' tutti, arriva il triplice fischio finale che dà un 0-0 alle due squadre, un punto a testa, muove la classifica soprattutto la formazione di casa che va a punti 3, mentre la formazione del Sandona rimane con, aspettando i risultati di domani, guadagna un punto anch'essa e si ferma lì. Abbiamo concluso dal comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, dove ritorneremo in fase di commento anche mercoledì per la Coppa, e vedremo una partita appunto interessante ancora contro il Porto Mansuè. C'era Andretta, il tecnico del Porto Mansuè, qui allo stadio proprio per vedere giocare la formazione di Stefano Della Bella. Terminiamo qui e linea definitivamente alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.